I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento, nell'ambito dei controlli esercitati per contrastare le frodi nel settore delle accise e dei prodotti energetici, hanno individuato un impianto di distribuzione stradale di Licata che è risultato commercializzare oltre 9.000 litri di gasolio irregolare. L'attività condotta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Agrigento scaturisce da un'attenta analisi del territorio finalizzata a verificare la qualità dei carburanti immessi in consumo e la regolare corresponsione delle imposte. Le analisi del prodotto campionato durante il controllo hanno fatto emergere che il gasolio distribuito era in realtà chimicamente alterato e in particolare si caratterizzava da un punto di infiammabilità ben inferiore rispetto alla soglia di temperatura normativamente prevista. La presenza di queste anomalie è la conseguenza della miscelazione illecita del gasolio con sostanze differenti come solventi, benzine e oli vegetali esausti. Oltre ad arrecare danno alle casse erariali per il mancato pagamento delle imposte, tale pratica produce condizioni pericolose nell'utilizzo del prodotto e un elevato grado di inquinamento, creando un grave nocumento alla salute pubblica dell'ambiente. È importante rilevare che l'uso di carburanti non a norma produce effetti negativi sui motori delle macchine, danneggiandoli pesantemente. Alla luce delle risultanze accertate, il gestore dell'impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per le ipotesi di reato, frode in commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. La responsabilità dell'indagato sarà ovviamente definitivamente accertata solo a esito di giudizio definitivo, vigendo la presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione. La nostra azione si inquadra in un piano di intensificazione dei controlli su scala nazionale. L'obiettivo è quello di prevenire ogni forma di distorsione del mercato che altera la concorrenza tra le imprese e danneggia i cittadini chiamati a pagare a prezzo pieno carburanti di scarsissima qualità. Puntiamo ad intercettare prodotti alterati o illegalmente messi in consumo, che sono estremamente pericolosi per la sicurezza pubblica e l'integrità dei veicoli.